Ben ritrovati dalla redazione. Altra spaccata nella notte. I ladri hanno fatto irruzione in una sartoria di Via Dalviano a Trieste rubando circa 2000 euro. Il furto è stato messo a segno. Gli autori hanno alzato la serranda e mandato in frantumi la vetrata, assicurandosi così un pertugio. Una volta dentro hanno trafugato il denaro custodito nella cassa e sono scappati. Il raid è stato scoperto soltanto in mattinata alla riapertura. Il titolare si è rivolto ai carabinieri che hanno eseguito un sopralluogo. Sul posto non sono state trovate tracce utili all'identificazione dei responsabili. Purtroppo il negozio è sprovvisto di telecamere, ma la ricerca potrà essere estesa ad eventuali altri sistemi di videosorveglianza presenti in zona. C'erano conti in sospeso, una questione di soldi e neppure tanti, ma è stato un giovane insolvente questa volta a pagare dazio. Il creditore gli ha infatti inflitto, oltre a una gragnola di pugni, una violentissima testata. Il colpo, assestato all'improvviso, gli ha rotto il setto nasale in più punti e l'ha steso a terra orizzontale, quasi mandandolo al creatore. La vittima è un ragazzo di 25 anni. Ancora scene da Far West a Monfalcone, dove due cittadini di nazionalità bengalese, uno sicuramente maggiorenne, coetaneo del ferito, pare abbiano fronteggiato un giovane connazionale nella centralissima via Duca d'Aosta con un vero e proprio pestaggio, al termine del quale il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale triestino di Cattinara, ricoverato in codice rosso all'ospedale di Trieste, dove versa ancora in prognosi riservata. 2 truffe online oltre confine sono state denunciate alla polizia slovena nella giornata di mercoledì per un bottino totale di circa 4.000 euro. In un caso è intervenuta la polizia di Postumi e la presunta vittima vendeva un prodotto online ed è stato contattato da uno sconosciuto che gli ha inviato un link. Da qui il malcapitato ha seguito le istruzioni e poco dopo dal suo conto sono stati effettuati 3 prelievi per un totale di circa 3.000 euro. È stato accertato che il denaro era stato trasferito in conti esteri. In un altro caso gli agenti della polizia di Pirano hanno ricevuto una segnalazione di frode online. Uno sconosciuto ha chiamato una donna comunicandole che aveva vinto un premio in denaro di 8.000 euro. La signora gli ha fornito i dati del suo conto bancario, poi lo sconosciuto le ha rubato dal conto una somma di circa 1.000 euro per poi minacciarla, indaga la polizia slovena. Sta diventando infinita l'attesa per conoscere i risultati della perizia decisiva sul caso Una Bomber nell'ambito del procedimento giudiziario in corso a Trieste. Gian Pietro Lago, ex comandante della RIS di Parma, ed Elena Pilli, antropologa molecolare forense, avevano come termine ultimo sabato 24 maggio per presentare i risultati dei loro lavori, ma il GIP di Trieste, Flavia Mangiante, su richiesta dei periti medesimi, ha concesso loro altri 60 giorni di tempo. Si dovrà quindi ancora aspettare per capire se il DNA ricavato con le nuove tecnologie dai reperti probatori a carico di Una Bomber corrisponde o no a una delle 11 persone iscritte nel registro degli indagati dopo la riapertura dell'inchiesta. Ed ora la linea passa alla redazione di Trieste News. Nuove corse serali del Delfino Verde sulla tratta Trieste-Muggia. L'ultima partirà dalla città rivierasca alle 22:50. La novità presentata in vigore dal 14 giugno al 14 settembre. Il tutto si è reso possibile grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia, che finanzia il servizio Trieste Trasporti, e il Comune di Muggia, che ha richiesto le corse in più in estate. Il potenziamento del servizio è stato realizzato anche grazie alla nuova imbarcazione del Delfino Verde. Lo sport è uno dei veicoli più potenti per trasmettere la cultura della sostenibilità, perché educa al rispetto, alla lealtà, al senso del lavoro e della comunità. Per questo si è voluto che anche le società sportive potessero accedere ai contributi ecoeventi FVG, perché la sostenibilità non è solo una questione ambientale, ma un valore sociale da condividere nei luoghi in cui le persone si incontrano e crescono. Con queste parole
l'assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, ha aperto il suo intervento alla riunione del comitato plenario del CONI FVG, svoltosi nella serata di ieri. Ed ora proprio la pagina sportiva con Riccardo Riosa. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche sulla regione. Cielo in prevalenza nuvoloso con piogge o rovesci sulla fascia orientale e sulla costa. A seguire tempo in miglioramento con maggiori possibilità di schiarite. Sulla fascia prealpina nel pomeriggio ancora possibili rovesci e locali piogge che potrebbero in seguito interessare anche alcune zone dell'alta pianura. Nella prima parte di giornata bora moderata sulla costa con raffiche sostenute a Trieste, in calo dal pomeriggio. Temperature massime in pianura fra 18 e 21 e sulla costa fra 16 e 19 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.